Sbarchi fantasma, ormai sembra essere un'ondata inarrestabile, solo ieri se ne sono registrati due, uno a Linosa e l'altro a Torre Salsa. Un gruppo di migranti, prima una decina, poi complessivamente 23, sono stati notati e bloccati dai carabinieri della stazione di Linosa. Erano in giro lungo le strade dell'isola, i militari dell'Arma si sono naturalmente insospettiti ed hanno proceduto al controllo. I migranti hanno riferito di essere sbarcati da poche ore. È stata ritrovata e sequestrata anche l'imbarcazione utilizzata per la trasferta della Speranza. L'isola non ha un centro di accoglienza e i migranti sono rimasti accampati per tutto il giorno nei viali del piccolo centro formato da circa 300 anime. A disposizione degli immigrati nemmeno un bagno, l'unico è quello della Guardia Medica. A fronteggiare l'emergenza solo i carabinieri di Linosa, 3 militari ai quali nella notte si sono aggiunti altri 10, la dottoressa della Guardia Medica e il vigile urbano dell'isola. Ci hanno lasciato da soli, non sappiamo cosa fare, lo Stato ci ha abbandonato, dice Carmelo Ardizzone, il delegato del sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello, che deve fronteggiare il malumore dei residenti. E cresce anche il mal di pancia nei commercianti di Porto Empedocle che non hanno accettato l'apertura del centro per 43 minori migranti in pieno centro storico di Porto Empedocle. Chiedono che la cooperativa si trasferisca altrove, sono pronti a marciare e manifestare. Un sit-in è in programma per la seconda settimana di settembre lungo la via Roma e fino al comune. E ieri sulla spiaggia di Torre Salsa sono sbarcati una trentina o forse anche quarantina di migranti che immediatamente si sono dileguati tra le campagne di Siculiana. La capitaneria ha provveduto a tenere la barca in porto. L'associazione ambientalista Mare Amico invece lancia un appello. Per il futuro sarebbe necessario modificare la legge al fine di permettere il riutilizzo di queste imbarcazioni per fini sociali, invece di assistere alla loro demolizione a spese dello Stato e quindi dei cittadini.